Assessore De Gregorio, Edera Film Festival, 8ª edizione, una rassegna che incoraggia da sempre i sogni delle giovani generazioni. Sì, ottava edizione di un festival che è nato, diciamo così, un po' in sordina, ma che negli anni ha veramente raggiunto dei livelli altissimi, portando tra i giurati dei nomi molto interessanti del mondo del cinema, ma anche tra coloro che hanno partecipato dei nomi che poi si sono rivelati negli anni veramente dei cineasti. Quindi è una grande soddisfazione per la città di Treviso poter ospitare questo festival che si rivolge appunto agli under 35, andando a promuovere quella che è la cultura cinematografica, sia sotto il profilo autoriale, sia sotto il profilo anche di coloro che ascoltano e che vedono i film. Quindi una vera operazione anche di didattica e di, diciamo, anche proprio cultura cinematografica. Quindi di questo ne siamo assolutamente molto soddisfatti, anche perché il mondo giovanile è un mondo molto ricco, che ha molto da dire e che quindi può cimentarsi in queste tecniche cinematografiche ed audiovisive, andando poi a capire, a sperare quelle che sono le loro vocazioni, che magari, insomma, come è successo per altri autori che sono diventati estremamente importanti, uno tra tutti ricordiamo Sossai. Penso che sia questo anche di buon auspicio per coloro che partecipano.